Buongiorno, bentornati con l'informazione di Telefriuli con A Voi la linea e boom di prenotazioni nel centro vaccinale del Città Fiera, dell'Ente Fiera di Udine per effetto dell'obbligatorietà del Green Pass dal 15 ottobre prossimo. Per noi sul posto Alexis Sabot con la dottoressa Monica Gri. Vediamo come sta andando. Ci troviamo all'Ente Fiera di Martignacco. In tante persone hanno raggiunto la sede per vaccinarsi in vista anche dell'obbligatorietà del Green Pass dal 15 di ottobre. La referente Gri Monica qui con noi ci dà anche un po' i numeri di quelli che sono le prenotazioni dei vaccini di questi giorni. Sì, allora qui il centro vaccinale va molto bene, abbiamo aperto dei posti in agenda da ieri fino all'11 di ottobre di circa 8.963 posti, di questi già adesso, quindi già con ieri sono state prenotati 1.480 di prime dosi e un 200 di terze dosi, quindi diciamo che la prenotabilità insomma è molto buona, quindi diciamo che è un 20%, ecco. E in aggiunta poi avremo anche altre collaborazioni adesso con le persone che hanno bisogno di tipo persone trapiantate, oppure adesso vedremo con altre altre tipologie di categorie insomma a rischio fortemente consigliate appunto per questa terza dose. Diciamo che c'è stato un boom di prenotazione da quando è partita la data di obbligatorietà del Green Pass del 15 ottobre, possiamo dire? Quello sì, possiamo confermarlo e speriamo insomma che tutti riescano a essere insomma vaccinati bene. Le fasce d'età, qui vediamo omogenea. Noi abbiamo tutto, dai 18, dai 16 ai 12, qualsiasi ecco. Allora, tante persone che abbiamo intervistato erano contente di vaccinarsi, ma soprattutto perché si sentivano più liberi. Una signora per esempio può andare in palestra adesso, insomma non c'è più la paura ma c'è più la voglia di libertà. Sì, concordo e quindi anzi assolutamente. Ringrazio Monica Gri, la referente del centro vaccinazione dell'Ente Fiera. Grazie ad Alexis Sabot con la collaborazione tecnica di Simone Caramaschi. E manifestazione ieri in piazza San Giacomo a Udine del movimento Priorità alla scuola, un movimento che si batte per il miglioramento dell'edilizia scolastica, la riduzione del precariato e una maggiore attenzione all'istruzione. In piazza anche tanti politici regionali e nazionali. Vediamo. Noi siamo qui in piazza a dare voce alla comunità. Abbiamo chiamato all'appello rappresentanze politiche, sindacali, di associazioni, comitati, studenti, proprio per parlare di scuola, dare appunto priorità alla scuola. La scuola, diciamo che noi guardiamo a una vera cura per la scuola, che è una scuola che guarda al futuro, perché la scuola è l'essenza della nostra comunità, del nostro vivere. Quindi il nostro manifesto e i punti principali sono sicuramente l'istruzione al 100%, e sicuramente affrontare il problema del precariato per gli insegnanti, e potenziare i trasporti, e potenziare anche le strutture, arricchire anche gli spazi che le scuole offrono per gli studenti, arricchire anche il piano dell'offerta formativa, offrire qualcosa di più ai giovani che meritano, perché sono il nostro futuro. Noi ad esempio troviamo che tutto, di cui effettivamente non ho accennato anche apposta, il problema dei Green Pass e dei vaccini sembra semplicemente una nebbia per nascondere tutto quello che non si fa negli altri settori. Allora io dico semplicemente c'è sicuramente il problema sanitario, ma tutti gli altri problemi sono strutturali e prima o poi bisogna anche cominciare ad affrontarli. Non è che finita la pandemia noi staremo zitti e non parleremo più, anzi forse sarà il momento in cui poi veramente verremo ascoltati, perché poi siamo nati con il pensiero di ritornare da una DAD che era assolutamente insufficiente per gli studi dei ragazzi, ma dietro le quinte tutti i problemi della scuola li abbiamo sviscerati e ci siamo accorti che senza quei problemi lì la DAD non sarebbe mai servita. Ci fossero state le strutture già ai tempi, oggi non saremmo qui a manifestare, a parlare. Serve per rimettere davvero la scuola dentro l'agenda, le priorità dell'agenda anche politica. Io credo che questa pandemia sia stata
un'occasione che rischiamo di perdere dal punto di vista delle opportunità che ci offre, perché se è vero che è stata una crisi drammatica, è anche stata l'occasione per ripensare il modello di società e di scuola in particolare. Il rischio è che questa occasione la perdiamo, perché stiamo continuando a ragionare in termini vecchi, con logiche appunto che appartengono al passato, invece ci sarebbe davvero bisogno di un cambio di passo, anche a partire dall'edilizia scolastica. Investiremo decine e decine di milioni di euro per scuole fatte negli anni 50 o 60 del secolo scorso, invece probabilmente abbiamo bisogno di altre strutture per una società che sta cambiando. Innanzitutto l'edilizia, qui mancano ancora aule nella nostra città di Udine, e poi la qualità. Bisogna investire per dare laboratori, bisogna dare infrastruttura e poi appunto stabilità della docenza, proprio perché la scuola statale è il nostro patrimonio. Dunque in una società come questa che continua, diciamo, a inneggiare a una meritocrazia, quando appunto la scuola pubblica non garantisce pari opportunità, è chiaramente un'ingiustizia. La scuola e le tematiche della scuola non sono solo Green Pass, non è solo vaccinazione, ma c'è un mondo dietro di problemi in realtà da risolvere, il precariato, le strutture scolastiche, così? Sì, lei ha toccato i punti più delicati, perché io contavo che almeno quest'anno, cioè in era post-Azzolina, ci fossero investimenti adeguati per spazi e gli insegnanti necessari a sdoppiare le classi in modo di garantire un reale distanziamento, specie adesso che con la variante Delta il rischio di contagio è enormemente aumentato. Purtroppo questi finanziamenti non ci sono stati, le condizioni sono praticamente le stesse dell'anno scorso. Non è stato messo un centesimo per nuove assunzioni di insegnanti, che era la mia battaglia, fra l'altro, per cui io per il momento mi sento sconfitto. Ed erano le interviste di Marco Pasquariello. Elisabetta Marioni invece è ufficialmente il nuovo assessore all'istruzione del Comune di Udine. Ieri la presentazione ufficiale promette maggiori controlli sulla refezione scolastica e più qualità nei progetti educativi del doposcuola. Elisabetta Marioni è insegnante, possiamo dirlo, in pensione, è il nuovo assessore all'istruzione del Comune di Udine, subentra a Elisa Asia Battaglia, dopo le note vicende che riguardavano appunto le mense scolastiche. Innanzitutto dobbiamo dire, lei ha la delega esclusivamente all'istruzione, le altre deleghe per il momento a chi rimangono o a chi verranno distribuite? Guardi, per il momento rimangono al sindaco e poi prenderà lui le decisioni che riterrà opportune. Ecco, nell'ambito del Consiglio Comunale chi le subentra? Mi subentra Giulia Agostinelli, che risulta la prima non eletta praticamente in Consiglio Comunale. Intanto a che cosa intende porre mano? Sappiamo, è iniziato in questi giorni e si è già cominciato il servizio mensa. Certo, è già iniziato il servizio mensa, anzi direi dalla scorsa settimana, oggi in 2 scuole, nella prossima settimana in altre, in modo particolare il 27 settembre inizierà nel 4° e nel 5° comprensivo e in alcune scuole, ecco, direi che l'inizio del servizio terminerà intorno al 4-5 ottobre. Ecco, io assumo questo incarico dopo una triste vicenda che io ho anche seguito, perché io sono stata chiaramente presidente fino ad oggi, presidente della Commissione Cultura e Istruzione, quindi ho vissuto in prima persona. Ora naturalmente con questo impegno che mi sono assunta avrò maggiori responsabilità in questo senso, però è stata cambiata la ditta. È stato sospeso il contratto al tecnologo alimentare, ecco, quindi sono avvenuti una serie di cambiamenti, è subentrata appunto la CAMST e io mi auguro che quest'anno il servizio non abbia problemi. Però non c'è solo il servizio mensa, ci sono anche altri servizi educativi, un complesso, no, di servizi. Verranno messi a regime, sì, sempre su base delle direzioni scolastiche? Appalti, no? Anche del doposcuola ci sono anche gli appalti e naturalmente dal 27 inizierà il doposcuola. Ho avuto un primo incontro con la dottoressa Sclafani che io già conoscevo e proseguiranno altri incontri nella prossima settimana per impostare anche il lavoro. Però c'è qualcos'altro che io voglio dire al di là di questo, solo
parliamo sempre del servizio mensa, ma diciamo facciamo un discorso globale. Naturalmente è importante, fondamentale, con obiettivo fondamentale mantenere sempre aperto il dialogo con le famiglie e soprattutto l'ascolto. Ecco, io penso dialogo e ascolto siano i due punti fondamentali, i miei obiettivi fondamentali. Poi naturalmente voglio dare nuovo slancio al settore dell'istruzione e soprattutto fare in modo che i servizi siano all'altezza delle richieste naturalmente delle famiglie. Io mi auguro davvero che proceda tutto per il meglio, poi naturalmente incontrerò anche i dirigenti scolastici e vorrò rendermi conto proprio di persona, perché io sono un insegnante che ha lasciato la scuola l'anno scorso, un insegnante di scuola superiore di lettere, e voglio andare a rendermi conto di persona di quegli splendidi progetti che le nostre scuole effettivamente organizzano e realizzano, perché la scuola udinese, come anche la scuola della nostra regione, veramente è all'avanguardia. Naturalmente quest'anno è l'anno naturalmente della ripresa della scuola in presenza, questo è un aspetto veramente fondamentale, naturalmente in sicurezza, ci saranno delle regole, ci sono delle regole precise, ma è un momento secondo me anche di speranza, no? Di uscita diciamo da quel strettoie, da quella cappa della pandemia, della didattica a distanza che probabilmente riprenderà solo proprio nei casi estremi, e quindi io voglio esprimere questo augurio e anche un saluto a tutti i ragazzi, i bambini che frequentano le scuole di Udine, e mi auguro che sia per loro l'anno proprio della ripresa in felicità, della gioia di stare di nuovo in classe con i loro insegnanti e i loro compagni. Ed era l'intervista di Isabella Gregoratto, qualche istante, torniamo subito con voi dopo la pubblicità. Rieccoci con A voi la linea. 750.000 euro per la segnaletica stradale bilingue. Il bando emanato dall'Arlef e finanziato dall'assessorato regionale alle infrastrutture e territorio. I comuni di lingua friulana possono fare richiesta dal 24 settembre. I finanziamenti saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, e con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. In arrivo un bando da 750.000 euro per la segnaletica stradale bilingue italiano-friulano. Di questo parliamo assieme al presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, e all'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, che ringraziamo e salutiamo per essere qui in studio con noi. Cominciamo subito dal presidente Cisilino con un appello alle amministrazioni comunali del territorio, ai comuni friulani, perché è imminente la possibilità, l'apertura sostanzialmente del bando e la possibilità per i comuni di fare richiesta. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Manderemo proprio oggi, invieremo alle amministrazioni comunali una nota informativa per appunto dare notizia di questo bando che si aprirà appunto a giorni, per poter accedere a questi fondi che permettono una ristrutturazione della cartellonistica verticale, che è la cartellonistica sostanzialmente che riguarda l'entrata e uscita dai centri abitati e l'entrata e uscita ad esempio dai comuni, ma non solo, c'è anche la cartellonistica che può avere uno scopo culturale e uno scopo turistico, che è molto importante, è un segnale credo incisivo per quello che riguarda la nostra identità. Assessore Pizzimenti, la Regione crede in questo bando, non a caso lo ha finanziato in maniera corposa. Assolutamente sì, è stata un'iniziativa da parte mia, ma accolta favorevolmente soprattutto dalla Giunta regionale, per cui abbiamo investito una cifra secondo noi anche consistente. Non sarà l'ultima, è l'unica, perché ovviamente potremo continuare anche nei prossimi anni affinché tutti i comuni abbiano questa doppia cartellonistica che per noi è fondamentale per l'identità del nostro territorio.
Identità del territorio anche attraverso la cartellonistica stradale in un periodo in cui le casse delle amministrazioni comunali, possiamo dirlo tranquillamente, piangono. È importante, ecco, che questa iniziativa venga finanziata dalla Regione, mentre insomma stiamo vedendo alcune immagini che ci aiutano a meglio capire di cosa stiamo parlando. Sì, è giusto questa doppia cartellonistica, anzi questa doppia scritta in italiano e in friulano, perché da un lato ovviamente fa capire dove siamo, ma soprattutto qual è l'entità e l'identità di un popolo. E per noi che siamo in Friuli mi pare che sia una cosa buona e giusta, come si può dire. Infatti già una gran parte dei comuni hanno, come si può vedere, queste scritte, andiamo a completare un lavoro che da qualche anno è partito. Presidente Cisilino, si tratta di dotare i comuni di apposita cartellonistica, ma anche di rendere conformi quei segnali che non lo sono. Qui si parla di conformità sia rispetto alla legge di tutela della lingua friulana che di conformità rispetto al codice della strada. Assolutamente sì, credo che la sicurezza negli ultimi anni sia diventato un argomento preminente e alcuni comuni, come giustamente è stato ricordato, hanno la necessità di cambiare quelle che sono le cartellonistiche, come si diceva, di entrata e uscita dei centri abitati, per questioni che possono essere normative ma anche per questioni di logorio dovute al tempo, per cui al passare del tempo oppure agli agenti atmosferici, per cui ritengo che sia un segnale importante, duplice, quindi per l'identità, come si diceva, ma anche per le casse dei comunali che in questo momento possono soffrire, soprattutto nei comuni più piccoli. Assessore Pizzimenti, c'è anche un effetto collaterale legato a questo bando, che è quello di dare in qualche maniera nuove opportunità e quindi respiro alle aziende che operano nel settore, ecco, dopo insomma 1 anno e mezzo, 2 anni di difficoltà a livello generale. Quando si fanno questo tipo di operazioni, cioè investimenti sul territorio, noi auspichiamo, ma sarà così sicuramente, anche l'effetto leva, cioè quello o moltiplicatore, quello di dare la possibilità a aziende del nostro territorio di lavorare. È chiaro che quando si lavora vuol dire impegno, vuol dire assicurazione per i lavoratori stessi di uno stipendio e soprattutto l'economia che aumenta. È chiaro che sono tutti effetti che vanno al di là della parte culturale, va anche alla parte economica e non è una cosa che bisogna assolutamente far finta di niente. Allora, per chiudere, Presidente Cisilino, alcune indicazioni pratiche. La possibilità di presentare domanda si aprirà a partire dalle 10 del 24 settembre. In che maniera potranno i comuni partecipare al bando e poi secondo quale criterio saranno concessi i finanziamenti? Allora, la domanda si può presentare direttamente tramite PEC, all'Arlef, sul foglio informativo che noi manderemo appunto ai comuni in data odierna, ci sono tutte le indicazioni e poi andrà a valere quello che è l'ordine d'arrivo, per cui i fondi sono cospicui e ringraziamo la Regione per questo, per aver creduto in questa grande iniziativa, però è anche vero che le comunità e i comuni, anzi sono molti, e quindi hanno grandi necessità, per cui ci sarà un ordine d'arrivo che avrà, diciamo, una priorità e che quindi potrà dire quando e quali investimenti si potranno impiegare e dove. Se posso aggiungere su questo, per dare delle indicazioni, che quando si fanno questo tipo di attività, cioè le domande a sportello, è chiaro che si ha due situazioni ben precise. Una di quanto si va giù in gradatoria con il finanziamento esistente, ma soprattutto qual è l'esigenza del territorio nel suo complesso. Quindi anche la Regione poi saprà di conseguenza investire o meno o che cifre serve ancora per chiudere questa partita. Quindi insomma da questo punto di vista la risposta a questo bando darà insomma ulteriori indicazioni anche alla Regione. Grazie al Presidente Cisilino, grazie all'assessore Pizzimenti naturalmente, buon lavoro. Grazie ai nostri ospiti, i ministri Patuanelli e Dadone, oggi a Trieste per la campagna delle elezioni amministrative. Si è parlato di PNRR in campo agricolo e poi dei giovani e delle necessità delle imprese della Regione. Sentiamo.
Sicuramente questo non è il momento per prevedere nuove tasse per i cittadini, è un momento di rimbalzo che deve diventare crescita, perché oggi è ancora rimbalzo e bisogna accompagnare questo rimbalzo perché diventi crescita attraverso una riforma fiscale che non vada a toccare le tasche dei cittadini. È giusto ridistribuire probabilmente le imposte in un modo più equo, ma è anche necessario non incrementare l'entità delle tasse che i cittadini pagano. Friuli Venezia Giulia, in particolare il Friuli, può avere grandi occasioni nel campo agricolo con il PNRR. Quali le sfide che però deve affrontare questa regione? Beh, la sfida vera è l'innovazione, la capacità di trasmettere innovazione agli agricoltori che hanno una struttura aziendale molto spesso piccola con entità aziendali di dimensioni ridotte che da soli non possono e non riescono ad accedere alle nuove tecnologie, dalla sensoristica all'agricoltura di precisione, all'utilizzo dei droni, alle macchine a guida automatica gestite da satellite, ma che se unite in consorzi attraverso l'organizzazione di categoria possono invece avere accesso a quei servizi condivisi che fanno fare un salto di qualità alla capacità produttiva, alla maggior profittabilità e soprattutto alla riduzione degli input ambientali che consente all'agricoltura di fare quell'ulteriore passaggio verso la transizione ecologica necessaria. Il ministro ha poi parlato anche della questione Prošek. No, non ci sono novità, io ho avuto un dialogo con il commissario a Firenze al G20, il commissario Wojciechowski, che ha giustamente fatto presente che in questo momento non c'è una decisione ancora presa dalla Commissione perché al momento la decisione è stata quella di rendere ammissibile la domanda fatta da Croazia, alla quale noi ci opporremo in tutti i modi. Oggi pomeriggio una riunione al Ministero di preparazione dell'informativa che renderò domani al Senato sul tema del Prošek. È chiaro che non ci sono a nostro avviso le condizioni per consentire l'uso di quella denominazione. La Croazia, il Prosecco ha una storia radicata su questo territorio, ha un valore enorme per la nostra economia agroalimentare, ma è soprattutto una denominazione che nasce in Italia, nasce su queste terre storicamente molto prima del Prošek croato. Ministro, si parla sempre dei giovani, ma bisogna però anche fare qualcosa di concreto per i giovani? Se ne sta parlando tanto sicuramente perché il 2020 è stato un anno complicato per tutti, ma anche per i ragazzi che hanno vissuto la didattica da remoto con notevole disagio, anche se era l'unica possibilità per riuscirli a garantire la continuità in termini didattici ed evitargli l'isolamento. È chiaro che serve concretezza e non è sufficiente soltanto ipotizzare degli stanziamenti che siano frammentari, ma riuscire ad intervenire in maniera più ampia anche all'interno delle città con degli spazi che siano dedicati a loro. Devo dire che ovunque vado questo tipo di sollecitazione mi viene posta. Le imprese del Friuli Venezia Giulia chiedono giovani specializzati anche per poterli far restare in Italia, visto che insomma, siamo anche in un territorio dove c'è il più alto tasso di ricercatori in base alla popolazione. E certo, bisogna riuscire a riportare anche gli istituti tecnici, quelli che avevamo una volta come istituti all'avanguardia, riuscire a riportarli tramite una riforma che in questo momento è in discussione in Parlamento, a permettere di formare i ragazzi per riuscire poi ad inserirli nel mondo del lavoro, ove servano chiaramente delle competenze specializzate. Poi non possiamo aspettarci che tutti facciano questo tipo di percorso, c'è chi vuole fare carriera accademica, c'è chi vuole anche fare esperienze estere ed è giusto che le faccia. L'importante è che non si abbandoni questo paese per l'idea che non ci sia nulla di positivo da trovare qui. Su questo dobbiamo investire maggiormente, ma non soltanto in termini di unione tra domanda e offerta di lavoro, ma proprio nell'ottica di dargli un paese che sia un paese nel quale riuscire a vivere e a stanziarsi, quindi fare sì esperienze estere per acquisire in termini di curriculum, ma poi avere la voglia di ritornare nel proprio paese ed evitare che altri giovani partano, perché anche questo è un tema. Difficilmente magari riusciremo a riportare anche con le risorse stanziate fino ad oggi i ragazzi che sono riusciti a costruirsi un futuro magari per 10 anni all'estero. Bisogna invece intervenire anche nell'immediato per evitare che chi oggi ha 18-20 anni decida di uscire da questo paese, e questo lo si fa sicuramente investendo meglio nella formazione e meglio anche in quell'incrocio domanda-offerta in termini di lavoro. E anche per oggi A Voi la Linea finisce qui, grazie a Tiziano Campigotto e ai suoi collaboratori in regia. Vi ricordo che dopo A Voi la Linea ci sarà Family, Salute e Benessere, tanti consigli utili con Isabella Gregorato e i suoi esperti. Un buon pomeriggio.